Dell'8 marzo passare 8 giorni. Questo coronavirus in dall'Italia si rompiva i con. Tiene sempre più sai la paura e lo timore. Fa scantare più sai un tumore. Televisione e mass media cercano di essere d'aiuto, ma tante volte è meglio studiarli e mi si sta a modo. La gente si sbarrua pure per non star nudo. Oltre alla testatura si giunge ignoranza, nudo ci riesce a stare chiuso in una stanza. C'è gente che loda magari a casa apposta, a meno qualche cosa di fare pulizia senza sosta. C'è cucina da mattina fino a sera, così passa tempo, spolvera, lava e stira. Cu chi diretti si improvvisa cannavacciuolo, cu fa diretti pure per come stirano un lenzuolo. Cu per non vedere la moglie ne esce, pa scusa tu cane a passeare, ma ora il governo sta babarea, ci fece passare. Ci disse che stava a nascere solo per travagliare, o al massimo di 4 cose di spesa andare a accattare. Mio nonno dice capivamo loro e non capivamo mai. Dicevamo sempre che erano chini dei guai, sempre a lamentare, a dire guai. E tutti i kid che scomanavano che nasca all'aria. Ora, onde siete? Bell'estio sta malaria. Da questo momento tutte quante ne sentivo niente. Non conta più, cu fa un oratore, cu fa un presidente. Ormai tutto è indifferente. Se ti chiappa sta malattia non va da niente. Vediamo che due finiscono di fare pregiudizi e di fare distinzioni. Sta malattia non vada. Se siete belli e siete brutti, se siete lunghi o se siete corti, se sei bianco o se sei nero, se sei femminile o se sei omosessuale. Un Covid-19 siamo tutti quanti uguali. Ora un consiglio io voglio dare. Stiamo a casa perché il posto ospedale è nave picca e a tutti quanti non ne possono curare. Ormai lo danno è fatto. È inutile mi diciamo che ne buttare di notte i polentoni o di 4 messinesi che se ne andare a sciare come a descatrone. Dentro a sto bordello non abbiamo a nascere, ho chiuppiato, perché c'è una picca, nelle stemmo pure di 4 soldi misilato, e sperando che cosa abbiamo sabbato. Mica potevo stare con la speranza che ne aiuto stato. Sto governo già assai danno ha combinato, quindi ronchiamo le maniche e sinciamo i denti. Preghiamo signore, perché io non ne sente. Scusate se questi 4 righe bestonai a testa, anzi a testa bestonai, e speriamo che un sorriso che tu non ci regalai, perché c'è gente che un sorriso non l'aveva visto mai.